Proseguono gli interventi della Regione del Veneto con l'assessorato alla protezione civile e all'ambiente e al dissesto idrogeologico di contenimento e di manutenzione nei corsi d'acqua. Siamo a Zimella in provincia di Verona. Quello alle mie spalle è il torrente Gua, sono stati fatti dei lavori importanti e andiamo a sentire di che cosa si tratta dalla voce dell'assessore regionale Giampaolo Bottaccini. Giampaolo Bottaccini, assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente, un intervento importante qui sul fiume Gua. Sì, è un intervento importante perché qui siamo nell'abitato di Zimella e ogni volta che il fiume saliva si verificavano delle infiltrazioni d'acqua dall'interno del fiume verso l'abitato, un fiume pensile e quindi con le conseguenze che potevano interessare tutto l'abitato. Cosa abbiamo fatto? Come siamo intervenuti? Siamo intervenuti con una diaframmatura, quindi un setto verticale che viene infilato dentro nell'argine, per spiegarlo in maniera molto semplice, e che garantisce un rinforzo dell'argine, evita che ci siano queste infiltrazioni d'acqua che possono interessare l'abitato e nel contempo possono essere utili anche a evitare che eventuali animali scavino delle tane indebolendo l'argine. Vorrei sottolineare che questo intervento, che vale 1.300.000 euro, non è l'unico intervento e fa parte di un sistema di interventi che stiamo realizzando e che incidono in quest'area, perché quando si vuole combattere il problema degli allagamenti si interviene in due direzioni: quella di evitare che il livello del fiume salga a un livello tale da sormontare l'argine, e per fare questo si trattiene una parte della portata per alcune ore a monte rispetto agli abitati che si vogliono proteggere. In questo caso abbiamo realizzato 2 bacini di laminazione a Trissino e stiamo partendo con l'ampliamento del bacino di laminazione a Montebello, che appunto hanno lo scopo di trattenere quell'acqua in più che il corso d'acqua nella parte a valle non riesce ad esitare, e dall'altra parte si interviene con rinforzi degli argini, che è esattamente quello che abbiamo fatto in questa situazione che stiamo descrivendo oggi. Un programma organico che appunto è complementare. Ci sono tanti interventi che non si vedono, ma poi si sentirà il beneficio di questi. Sì, assolutamente sì, lo abbiamo già sentito il beneficio di questi, perché abbiamo avuto situazioni, penso a Vaia nel 2018, penso all'Acqua Grande nel 2019, penso nel 2020, 5-6 dicembre 2020, degli eventi in cui abbiamo registrato precipitazioni molto importanti, superiori rispetto a quelle del 2010 quando mezzo Veneto si è allagato, superiori a quelle del 66 quando ci fu il tragico alluvione con oltre 100 morti, e gli effetti sono stati oggettivamente molto mitigati, e questo è grazie agli interventi che abbiamo realizzato. In questi anni abbiamo investito 1,5 miliardi di euro in opere di difesa del suolo, che però spesso non si vedono, come in questo caso, no? L'argine si presenta dopo il lavoro esattamente dal punto di vista estetico come prima, però evidentemente il problema è stato risolto, e a questo aggiungiamo 400 milioni di euro investiti in manutenzione. Anche in questo caso a volte si dice si fa poca manutenzione. 400 milioni di euro con i fondi del bilancio regionale negli ultimi 10 anni non sono poca cosa. Ovviamente noi continuiamo in questa direzione perché abbiamo un piano che vale in totale 3,5 miliardi di euro, quindi se ne abbiamo investiti 1,5 vuol dire che ne mancano ancora 2, e continuiamo in questa direzione con non poche difficoltà, perché a volte quando si realizzano opere idrauliche abbiamo molte contestazioni da parte di comitati, sindaci. Non ce l'ho né con i comitati né con i sindaci, però qui stiamo parlando di incolumità pubblica, di sicurezza umana, quindi io credo che questo debba avvenire prima di qualsiasi altra cosa, ovviamente nel pieno rispetto dell'ambiente. Capitolo burocrazia per velocizzare le opere, che cosa si può fare, assessore? Ma questa è una domanda che mi è stata posta dal governo Conte 2, dal sottosegretario Morassut, che mi ha chiamato a Roma in audizione dicendo: come avete fatto a investire tutti i fondi che sono arrivati dopo Vaia in così breve tempo? Perché ci sono tutta una serie di deroghe, gli ho risposto, perché si va in deroga su ben 17 leggi, e quindi gli ho suggerito di intervenire con una semplificazione normativa. Vorrei tranquillizzare tutti, e l'ho detto anche all'allora sottosegretario, venga pure nel nostro territorio a vedere se, sfruttando queste deroghe, abbiamo creato dei danni all'ambiente.
perché non è stato così, perché abbiamo fatto le opere nella piena osservanza degli aspetti paesaggistici, ambientali e così via. Questo ne è un esempio. E quindi io credo che in questo paese sia necessaria una semplificazione normativa. D'altro canto è il paese che, a fronte del ponte Morandi che è crollato, ha fatto una legge che dice che per ricostruirlo si andava in deroga a tutte le leggi dello Stato. Quando sei arrivato a questo punto significa che forse le leggi dello Stato in qualche parte devono essere riviste.